Un saluto ai nostri amici telespettatori. Cosa fanno gli operatori olistici? Lo scopriamo nel corso di questa puntata di Family Salute e Benessere. Infatti è con noi in studio Marina Forte, che appunto è operatore olistico. Buongiorno, grazie per essere qui con noi per parlarci di questa disciplina, una disciplina che mi pare sia in voga già da qualche anno, sì, no? Sì. E che stia prendendo piede, soprattutto in quest'ultimo periodo, perché soprattutto adesso c'è proprio la necessità di ritrovare benessere sotto tutti i punti di vista. E quindi questo è un modo anche per ritrovare serenità, per ritrovare noi stessi. Esattamente, e nello specifico come operatore olistico mi occupo di massaggio sonoro, vibrazionale si chiama così, perché anziché usare le mani per massaggiare, perché gli operatori olistici spesso sono specializzati nel massaggio manuale, io utilizzo degli strumenti, molti di voi li conoscono, sono le campane tibetane e i gong. E nello specifico c'è l'utilizzo di una specie di una tipologia di gong che è considerato lo strumento che ha il più potere di risonanza di tutti gli strumenti musicali. I gong sono appunto, nello specifico, sono i gong planetari, ed è uno strumento che è stato un po' creato proprio per riuscire a portare le persone che vengono nelle nostre serate ad ascoltare dei suoni che un po' ci riportano alla nostra origine, cioè un'origine, noi siamo figli delle stelle, quindi ascoltando questi suoni sembra di vivere di nuovo veramente il nostro arrivo qui sulla Terra. È una cosa che si crea magicamente quando si ascoltano questi suoni. Cosa sono le vibrazioni che probabilmente portano, sì. Riescono ad aiutare a estraniarsi? Esattamente, cioè il potere risonante di questi strumenti è molto potente proprio perché riesce a far entrare questa vibrazione, questa frequenza particolare dentro il nostro corpo. Noi sappiamo che siamo formati da una grande quantità d'acqua, no? Il nostro corpo è formato dal 75% di liquido di acqua. Quest'acqua viene, smossa dalle frequenze di questi strumenti ed è come ricevere un massaggio, ma è un massaggio che non avviene a livello della pelle, ma a livello più profondo, proprio a livello cellulare, proprio grazie al movimento dell'acqua interna che viene un poco mossa da queste vibrazioni. E comunque bisogna essere appassionati, bisogna crederci, perché magari non a tutti può fare lo stesso effetto, no? In realtà l'effetto c'è, solo che è soltanto sperimentando e provando questa tecnica, chiamiamola così, che si chiama bagno sonoro o bagno di gong, per molti lo conoscono così. La persona riesce a percepire questi movimenti, no? È vero che è soggettivo, quindi magari uno lo sente di più, uno di meno. Come la musica, no? Perché anche la Esatto. musica, ci sono dei brani, uno ama di più musica classica, un altro musica pop, rock e così via. Esatto. E ci sono dei brani che magari possono rimanere anche impressi e che possono aiutare una persona a estraniarsi, a entrare in un'altra dimensione. Ecco, questo è anche un po' lo scopo del bagno sonoro. Il bagno sonoro si effettua con la persona che sta distesa su un tappetino, e ovviamente tutta vestita, anzi addirittura con una copertina su, perché il corpo nel momento in cui si rilassa
ha un leggero abbassamento di temperatura e quindi si percepisce un pochino di freddo, ma neanche freddo, ma insomma la copertina ci sta sempre bene. E nel momento in cui il corpo si rilassa avviene qualche cosa diciamo, in tutto il nostro sistema psicofisico, le onde cerebrali rallentano e questo rallentamento provoca una sensazione veramente di, diciamo così, di benessere totale perché il corpo rilascia le tensioni. E ci possono essere appunto delle sensazioni a livello di formicoli, caldo, freddo, si può sentire anche un fresco vento che accarezza la pelle, sono tutte sensazioni comunque di solito molto piacevoli. Può anche non essere, diciamo così, adatto a tutti, lo è, però può piacere molto o anche no, è tutta una esperienza da provare. Ecco, in genere dopo quante sedute effettivamente? Già dalla prima seduta ci si rende conto che, Sì, c'è questo, sì, che sì. si provoca appunto... Il beneficio avviene già dalla prima sessione, dalla prima seduta e generalmente poi si può ripetere. Diciamo che 3 volte è un buon numero a distanza di 15 giorni, ma anche a distanza più ravvicinata. Lo si può fare senza controindicazioni, è adatto a tutte le età. Ovviamente i bambini piccoli è difficile che stiano... certo. Però nella mia esperienza ho avuto anche bambini di 4 anni che sono stati tranquillissimi e si sono addormentati, perché anche questa cosa che appunto nel rilassamento spesso e volentieri ci si addormenta. E quindi si fa questo sonnellino che dura tutta la sessione, ma il beneficio è comunque sempre efficace. E la sessione quanto dura? Un'ora? Circa un'ora, dai 50 minuti a un'ora. Viene sempre preceduta comunque da una breve introduzione nella quale si descrivono quali sono questi effetti e dopodiché si parte con dei suoni che vengono, diciamo così, dosati, chiamiamo un po', i suoni possono essere dall'inizio, che è un suono molto lieve, a dei picchi di suono piuttosto diciamo così, intensi, nei quali poi la persona proprio riesce a sperimentare queste sensazioni di assoluto rilassamento. È quasi, diciamo così, io lo chiamo viaggio, no? Viaggio nel suono, perché può essere che grazie al rilassamento si possono avere delle immagini che arrivano, non so, colori, immagini, suoni diversi, anche percezioni che diciamo vanno a un po' al di là della nostra percezione normale della vita, no? E quindi ci possono essere delle intuizioni. Capita spesso che durante un bagno sonoro ci siano proprio dei flash che ci riportano a, non so, a qualcosa che abbiamo vissuto oppure a qualche momento particolare della nostra vita. Anche a chiarire delle tematiche che magari ci stanno un pochino a cuore. Sì, perché appunto queste vibrazioni aiutano anche così a pensare, cioè questi... No, proprio nel momento in cui il pensiero si ferma, sappiamo bene che il pensiero è difficile da bloccare, anzi proprio quasi impossibile. Anzi, a volte sarebbe meglio bloccarlo il pensiero, no? Magari, però... Sarebbe indispensabile bloccarlo. Sì, soprattutto io credo attualmente ne avremo molto bisogno, perché siamo un pochino iper, no? Diciamo così, abbiamo un sovrappiù di pensieri e il fatto di riuscire a isolare un pochino la mente ci permette di sperimentare delle cose che vanno un po' nella sfera dell'inconscio, possiamo chiamarlo così, perché comunque noi abbiamo sempre un rapporto diretto anche con l'inconscio, anche se magari
non lo vediamo, cioè lo possiamo percepire proprio in questi momenti in cui il corpo molla un poco le sue difese, l'attaccamento a questo momento presente che tante volte ci sovrasta. Quando saranno previsti? Cominciano giovedì 20, no? Giovedì 20. Per poi andare avanti sì. ogni giovedì, come funziona? Allora, giovedì 20 alle ore 19, presso la sede dell'ASPIC, Sì. avremo la serata di bagno sonoro, di bagno di gong, per un gruppo limitato di persone ovviamente, perché ci sarà, diciamo, con le nuove regole, sappiamo bene che dobbiamo mantenere una distanza, e durerà 2 ore. In questo caso, dopo il bagno sonoro, ci potrà essere anche la possibilità di fare domande, magari di provare anche a toccare questi strumenti con le mani, no? Provarli. Perché molte volte non c'è il tempo durante una serata di quelle, diciamo, che si fanno solitamente, non c'è il tempo fisico proprio per porre domande o interagire con l'operatore. Quindi giovedì ci sarà questa prima serata. Comincia l'avventura, poi continua ogni giovedì ci sarà una serata dedicata al benessere, che sarà tenuta dalle colleghe del gruppo ASPIC Olistico, che appena, diciamo così, si è formato quest'anno. Bene, ringraziamo Marina Forte, che ricordiamo essere operatore olistico. Ringraziamo i nostri amici telespettatori per averci seguito. Noi ci vediamo la prossima settimana, sempre con la rubrica Family, Salute e Benessere. Arrivederci. Grazie.